Finora l'ULSS 7 è riuscita a vaccinare circa 40.000 persone su una popolazione di oltre 311.000 soggetti, vale a dire circa il 10%. In questo momento l'azienda sanitaria ha a disposizione dosi di vaccini che coprono il fabbisogno fino a martedì prossimo, poi si attende l'arrivo delle nuove scorte. C'è il tema ovviamente dell'AstraZeneca, dove su una dotazione di circa 9.000 vaccini 2/3 sono ancora sotto sequestro dei NAS, quindi abbiamo una numerosità di vaccini che comunque è contingentata e ci permette di vaccinare fino alla settimana prossima, mentre per le altre tipologie di vaccini fino a martedì, per dire, è prevista la disponibilità, poi bisognerà settimanalmente rivedere il piano. Insomma, una campagna vaccinale che continua a risentire dell'andamento delle forniture di vaccini, ma che prosegue con obiettivi precisi. Stiamo viaggiando con circa 1.200-1.300 vaccinazioni al giorno. L'obiettivo già dalla prossima settimana è andare a raddoppiare e quindi andare sicuramente a concludere la popolazione fragile, che è quella maggiormente a rischio, ovvero gli ultraottantenni. Già lì è stato redatto un calendario che prevede una chiamata e con lettera come programma standardizzato e con telefonata attiva tutte le fasce di età in modo da completare entro Pasqua la popolazione fragile, anziana. Ma non c'è solo il tema della disponibilità di dosi. L'ULSS 7 si appoggia anche ai medici di famiglia. Domani a Villa Aldina, Rossano Veneto, iniziano a vaccinare i medici del centro di medicina di gruppo. Il contributo dei medici di base è anche determinante e importante. Domani ad esempio partirà in una medicina di gruppo di Rossano la prima vaccinazione, analogamente anche sul distretto 2 si sta lavorando per far sì che anche i medici di base contribuiscono ad accrescere la numerosità dei vaccini. La collaborazione con loro deve essere stretta, anche perché abbiamo purtroppo anche tante segnalazioni di pazienti con problematiche fragili che magari non sono presi in carico dagli ospedali e quindi lamentano effettivamente una priorità, e in questo il rapporto con loro è fondamentale.